Non posso assicurare che non ci saranno attentati in Veneto, ma posso dire con certezza che sono state messe in campo tutte le forze possibili per scongiurare questo pericolo. In Italia funzionano bene sia i servizi segreti che la polizia giudiziaria ed esiste un'efficiente attività di coordinamento da parte della Procura Nazionale Antiterrorismo. Queste le parole del procuratore aggiunto di Venezia, Delchi D'Ippolito, che in Veneto guida l'antiterrorismo. Le indagini aperte in questo momento sono 15, riguardano tutte sospetti foreign fighters che hanno lasciato il nostro paese per combattere con l'ISIS. Le inchieste non si limitano a controllare i loro movimenti, ma anche di tutte quelle persone vicine alla causa jihadista. La più clamorosa è certamente quella che investe una presunta cellula attiva nel bellunese. 2 slavi, Ismar Mesinovi e Munifer Karamaleschi, partiti per la Siria per combattere sotto le insegne del califfato. Per Adelchi D'Ippolito, a breve su questo fronte ci saranno delle novità importanti. Intanto precisa, non c'è nulla che lasci pensare a un pericolo immediato per il nostro territorio, esiste però una certezza: nessun paese è a rischio zero e quindi è fondamentale non farsi trovare impreparati.